Esordio casalingo per il Calcio Padova femminile calcio a 5 che per la seconda stagione consecutiva disputa il campionato di Serie 2, lo disputa con rinnovate ambizioni per puntare a migliorare il quarto posto della scorsa stagione. La prima partita non è andata però benissimo, visto che le ragazze guidate da Ercolino hanno perso per 5-1 in casa del Granzette, così vogliono rifarsi alla prima casalinga in via Venzone contro il Città di Tiene. Parte subito benissimo il Padova, visto che dopo 6 minuti va in vantaggio con questo bellissimo destro di Maeva Giacomazzi che buca il portiere e porta quindi avanti il Padova che continua ad attaccare nel primo tempo, riesce a chiudere e ripartire in contropiede. Qua c'è l'ottimo stop di Gesiotto che poi cadendo riesce a segnare questo bellissimo gol. È veramente brava perché sull'uscita del portiere va anche a terra, ma poi da terra si gira in un attimo e con il sinistro la mette dentro. Padova quindi che si porta sul 2-0, poi però paga forse un attimo di distrazione nell'inizio del secondo tempo e così prova ad approfittarne il Città di Tiene che si porta sul 2-1 grazie a questo gol dopo poco più di un minuto del secondo tempo di Duda che infila di sinistro sotto le gambe del portiere. Il Padova però riesce a contrattaccare bene, poi dopo 15 minuti del secondo tempo c'è questa azione insistita. Prima il portiere compie un miracolo su questo tiro di Silva, poi la stessa Silva è brava a far proseguire l'azione, a battere velocemente la rimessa laterale, ma soprattutto a trovare un ottimo filtrante con il sinistro per l'inserimento di Jessica Fernandez che batte il portiere e segna il 3-1 con il quale il Padova chiude definitivamente la partita. Prima vittoria in campionato quindi per il Calcio Padova femminile calcio a 5 che può esultare così davanti ai propri tifosi.